Grazie Roberto, buongiorno a tutti, grazie di essere qua. È un momento molto importante questo per ciascuno di noi, perché appunto il 5G ormai si caratterizza come un esperimento sulla salute di ciascuno di noi, quindi non siamo qui come medici rappresentanti di una società scientifica internazionale che è riconosciuta dall'ONU, è consulente scientifico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e che in Italia lavora da 30 anni. Non potevamo tacere con questa circostanza, soprattutto nel momento in cui anche la Sardegna, iniziando con Cagliari, è diventata oggetto di questa sperimentazione. Quindi devo dire che sono qui e porterò per la prima volta qui in Sardegna dopo che un mese fa, nel corso di congresso nazionale di ISDE ad Arezzo, per la cortesia del dottor Di Ciaula, che è il presidente del comitato scientifico europeo e anche italiano di ISDE, ho avuto in regalo un contributo in termini di materiale scientifico molto importante, molto aggiornato, che oggi vi farò vedere. Se avete un po' di pazienza, ho messo su un po' di diapositive che richiederà un po' di tempo e un po' di attenzione, però credo che valga la pena in questo momento qui, ripeto, per ciascuno di noi, perché a prescindere dai ruoli, dal ruolo sociale, dal ruolo, a prescindere, insomma, credo che riguardi veramente la nostra salute e anche la tutela poi della salute non solo individuale ma anche quella collettiva. 5G l'ha detto Paola, cioè è la quinta generazione in termini di tecnologia, che nell'idea almeno delle compagnie telefoniche è quella di passare alla cosiddetta internet delle cose, spiegata molto bene da Paola, cioè un mondo, in poche parole, in cui noi risulteremo immersi. Ecco, immaginiamoci anche di navigare nel mare che ci piace, saremo immersi in un mare di onde elettromagnetiche e avremo quindi la capacità di entrare in contatto, non soltanto di interagire con le persone da questo punto di vista, ma anche con gli oggetti, che saranno connessi l'uno all'altro appunto con la rete internet, generando quindi a loro volta una grande quantità di onde elettromagnetiche. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal 5G? No? Che cosa dobbiamo aspettarci? Perché noi abbiamo una tecnologia attuale che è quella del 3G e del 4G, che si basa su radiofrequenze che viaggiano su centinaia di megahertz fino a qualche gigahertz, no? Però adesso vedete qua il trasferimento di queste frequenze su questa immagine, si trasferirà su quell'altra parte, ecco, dello spettro elettromagnetico qui a destra, cioè quelle onde centimetriche che in Italia, diciamo, è una delle 3 bande pioniere peraltro che sono state messe all'asta per il 5G, cioè quella dei 26 GHz, e si parla quindi di onde millimetriche. Quindi la frequenza delle onde coinvolte a questo punto, da questa nuova tecnologia del 5G, aumenterà, che è proprio l'opposto che i ricercatori, gli studiosi, dal punto di vista scientifico, si auspicano sulla base del punto dei loro studi. ISDE, in questo caso, che è entrato pesantemente nel 2017, nel 2018, nella figura di Di Ciaula a rappresentare appunto la società scientifica, ha prodotto 2 moratorie totalmente inascoltate, come diciamo gli appelli di altri scienziati e di altri studiosi. Quindi per ISDE, cari amici, il 5G è un esperimento sulla salute di tutti, è un esperimento, tant'è che in modo molto accorato lo stesso Di Ciaula, appunto come espressione della volontà di ISDE Italia, ha scritto al ministro Di Maio questa lettera, che è datata, come vedete, 9 aprile 2019,
e scrive: se pensa che gli unici rischi per 5G siano quelli della sicurezza informatica e delle possibili perdite di sovranità determinate dall'affidamento di servizi ad aziende straniere, come la sua dichiarazione stampa, vuol dire che non le hanno spiegato bene il problema. E quindi la invito ad approfondirlo, sempre che le vada di farlo, magari ascoltando anche i medici, e non solo i fisici, gli ingegneri, gli informatici e gli economisti, perché nessuno vuole ostacolare il progresso o l'evoluzione tecnologica, cioè neanche meno i medici, però bisognerebbe rapportare tutto, diciamo, a un corretto equilibrio tra quelli che sono i reali bisogni, le necessità delle persone, delle popolazioni, ma anche i rischi possibili e le esigenze di profitto che hanno un certo tipo di operatori, in questo caso di radiotelefonia. Questa asimmetria, ecco, tra chi fa scelte industriali, imprenditoriali e non valuta mai i rischi sulla salute, l'abbiamo visto in Sardegna a vari livelli, da Porto Torres al Sulcis, diciamo che riguarda diverse azioni, sempre sostenute, ecco, da una politica che non valuta mai e non si impegna mai a valutare con riflessioni importanti, profonde, quelli che sono i costi esterni, cioè quelli che riguardano la salute. E allora un minimo di prudenza, come sostiene appunto Di Ciaula, sarebbe stato opportuno, perché il 5G, se noi adesso ci trasferiamo in questo momento a quello che significa la sperimentazione, ok? Lo dobbiamo immaginare come se fosse un farmaco. Cioè, cosa succede al farmaco in fase di sperimentazione prima di essere immesso sul mercato? Deve subire, diciamo, una serie di fasi di studio, no? Perché per introdurre un nuovo farmaco nel commercio e quindi essere adottato dai pazienti, deve sopportare, perché è un processo molto lungo, una valutazione preclinica che si basa su studi di laboratorio, si basa, diciamo, su modelli in vivo, tutti finalizzati, diciamo, a valutare i benefici, se ci sono, anche, diciamo, gli aspetti tecnologici, tossicologici. Poi c'è una clinica successiva che è divisa in lunghe fasi, in fasi molto lunghe, e subordinata poi all'autorizzazione attraverso un comitato etico e all'ottenimento di un consenso informato. No, vedete in queste fasi qua, le potete leggere, da parte di chi decide, cioè chi viene sottoposto, si sottopone volontariamente e deve dare un consenso a questa sperimentazione. Cioè questo complesso iter di valutazione quindi è necessario alla luce del sempre valido primum non nocere in medicina, no? Non far male prima di tutto. Quindi dura in media questo lavoro qui per ogni farmaco almeno 10 anni. Allora, se il 5G, ecco, fosse stato un farmaco, proprio a causa di queste evidenze disponibili su questi effetti biologici, non avrebbe superato manco la fase di valutazione preclinica, perché cioè noi nel frattempo, comunque, come vedete, lo stiamo già somministrando, anzi viene somministrato a circa 4 milioni di italiani per ora. E questo, diciamo, senza autorizzazioni preventive di alcun comitato etico, senza consenso informato, senza valutazione preventiva dei rischi, senza monitoraggi ambientali e sanitari. Quindi tutto questo perché, come abbiamo sentito prima, qualcuno ha deciso che questa tecnologia dovrà migliorare la nostra vita, la qualità di vita, cioè per cui senza tirarla insomma tanto per le lunghe, nel giro di 3 anni circa, nonostante gli effetti biologici riconosciuti, adesso tra un po' ne parleremo, lo sarà tutto il resto d'Italia, quindi non solo più 4 milioni, ma ben presto, diciamo, tutto il resto d'Italia, ma anche tutto il resto del mondo. Perché questa premessa mi è sembrata doverosa? Ma per far capire che il problema, cioè, non è tanto importante dal punto di vista, è importante dal punto di vista delle ricadute sanitarie, certamente, ma è importante appunto dal punto di vista etico, perché
non si fa una sperimentazione del genere senza informazione, senza consenso informato, e viene somministrato alle comunità, alle persone in questo momento una tecnologia di questa portata, mai sperimentata prima e quindi di cui non conosciamo ancora totalmente le possibili ricadute. Ma entriamo, ecco, nel merito del problema. Vedete, questa è una piantina dell'Agcom, cioè l'autorità delle comunicazioni, che fa vedere quella che è la copertura della rete in Italia. Cioè vedete le zone più blu, quelle più scure, diciamo molto scure, sono quelle dove l'intensità è più importante, cioè sembra, no Claudia e Paola, sembra una mappa di inquinanti, cioè, come, o di ricadute anche epidemiologiche, se vogliamo. Però le aree in blu, ecco, sono quelle dove in questo momento si sta sperimentando già il 5G, e sono i grandi raggruppamenti metropolitani. Qua vedete in Alta Italia, Centro Italia, dove oltre a tutto quello che già esiste, quindi oltre al 3G e al 4G, si è sommato il 5G. Sappiate che in Italia, ecco, vedete il dato, ci sono circa 50 milioni di utenti di telefonia mobile con una capacità di penetrazione dell'83%, e che stanno aumentando a vista d'occhio anche le stazioni radiobase. Lei ha accennato prima, ma questo dato che vi faccio vedere è riferito alla regione Veneto, come vedete il trend proprio in aumento di queste stazioni base, però di fatto immaginatelo più o meno un po' in tutte le regioni italiane e in tutta Italia. Allora incominciamo a esprimere le nostre preoccupazioni. Il primo pensiero va ai bambini. Ora, la più grande preoccupazione è che questa esposizione, di questo si parla, comincia in età molto precoce, cioè tra le mani di un bambino il primo cellulare ci finisce a 1 anno, e ha effetti biologici riconosciuti, ma secondo, come vedete, questa inchiesta giornalistica recente, il 17% dei bambini tra i 4 e i 10 anni ha uno smartphone, lo usa, e questo è un dato Auditel Censis. Bene, vi porto, ecco, già dentro un po' la letteratura scientifica per farvi vedere questo lavoro pubblicato da un gruppo di radiologi, ed è un lavoro datato perché è del 1996, in cui questo Gandhi e altri dicono, una volta fatta questa valutazione, ecco, dal punto di vista strumentale di quello che è l'assorbimento di radiazioni elettromagnetiche nella testa e nel collo dai telefonini mobili di allora, nel bambino, ecco, la parte di tessuto cerebrale esposta è molto maggiore, e poi cioè, è crescente dall'adulto, diciamo, verso il bambino più piccolo. Perché? Perché le radiazioni elettromagnetiche penetrano nei tessuti, penetrano nelle ossa, penetrano nel cervello, nel miolo spinale, nel cristallino, già si diceva in quella fase. Per cui viene in qualche modo evidenziata una riduzione, cioè attraverso altri studi, delle funzioni cognitive, proprio perché nei bambini lo spessore delle ossa craniche è nettamente inferiore. Quindi c'è una maggiore possibilità di essere esposti alle azioni che non sono solo termiche, no? Ma sono anche non termiche delle radiofrequenze. Quindi è abbastanza evidente che il danno è in relazione col tempo di utilizzo del telefonino. In chi lo utilizza per esempio da più di 10 anni c'è una possibilità di contrarre un glioma, cioè un tumore del tessuto cerebrale del più del 20% rispetto a chi non lo usa, così come può aumentare per esempio del 30% l'insorgenza di un neurinoma, cioè di un tumore del nervo acustico, rispetto a chi non usa il cellulare. Quindi i cellulari sono tanto più dannosi quanto più bassa è l'età del soggetto. E questo è il meccanismo, ecco, perché venga capito in modo semplice da parte di tutti voi, il meccanismo principale attraverso il quale le onde elettromagnetiche ad alta frequenza generano effetti biologici. Quello che vedete qui è l'esposizione quindi a radiofrequenze che porta allo stress ossidativo. Cos'è lo stress ossidativo cellulare? È un'alterazione importante dell'equilibrio delle funzioni cellulari, che vanno appunto dalle funzioni di membrana, di controllo, alle funzioni più importanti, quelle genetiche, alle funzioni legate, che ne so, all'infiammazione,
all'immunomediazione, cioè sono tutte interessate dall'esposizione alle radiofrequenze e stress ossidativo, che è una sorta di collo d'imbuto attraverso il quale intervengono tutta una serie di fattori. Gli inquinanti agiscono determinando stress ossidativo, quindi le radiofrequenze a questo punto si inseriscono, diciamo, tra questi fattori causali. E questo perché? Perché sono quegli stimoli tossici che dal punto di vista fisiopatologico appunto determinano tutta una serie di malattie che non sono solo il cancro, ma sono tutte le patologie neurologiche, i disturbi cognitivi del bambino, le malattie anche neurodegenerative, sono le malattie metaboliche, l'obesità, il diabete, insomma chi più ne ha più ne metta. Cioè, quindi questo, ricordate, sappiate, è uno dei meccanismi con i quali dello stress ossidativo su cui agisce il 5G, e che appunto non è l'unico. Ecco, allora nel 2011, chi magari a parte i medici, ma qualcuno lo saprà, nel 2011 IARC, l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, classifica l'elettromagnetismo come ad alta frequenza nel gruppo 2B, cioè come cancerogeno possibile. Quindi il cellulare viene classificato in questo modo perché viene associato alla incidenza di glioma cerebrale. Ecco, secondo la commissione che produsse questo lavoro, le conclusioni sono state che c'erano dei rischi, no? Quindi c'erano dei rischi per cui bisognava fare attenzione a questa forma di inquinamento e quindi, considerando le conseguenze potenziali per la salute pubblica, è importante, dice, portare avanti delle ricerche e soprattutto portarle avanti nel lungo termine. Ecco, dopo il 2011 il panorama si è molto arricchito, perché sono comparsi tutta una serie di studi molto interessanti. Questo è uno studio controllo, per esempio, che ha documentato un elevato rischio di tumori cerebrali nell'utilizzatore di telefonia mobile con latenza superiore a 15 anni, le date le vedete da soli. Uno studio pubblicato su oltre 1600 pazienti con glioma, quindi con un tumore cerebrale, che hanno dimostrato come questi pazienti avevano una ridotta sopravvivenza se avevano usato per periodi prolungati i cellulari. Un altro lavoro molto importante nel 2017, c'è una meta-analisi, questo che è stata fatta su tutti gli argomenti pubblicati in merito e fino al 2014, che parla di aumentato rischio di tumori intracranici per chi ha utilizzato i cellulari per più di 10 anni e per una localizzazione ipsilaterale rispetto all'uso, cioè dallo stesso lato. Quindi dopo il 2011, sempre parlando di rischi oncologici, interessante, importante questo lavoro canadese che dell'Interphone, che ha dimostrato un rischio doppio per glioma cerebrale e un aumentato rischio per meningioma, neurinoma dell'acustico, vedete, e anche tumori della ghiandola parotide, pubblicato nel 2017. Dopo il 2011 ancora di rischi oncologici, entriamo nell'ambito animale, cioè della sperimentazione animale, cioè gli studi animali, gli studi sperimentali, che in questo caso dimostrano che sono sempre importanti, preliminari, no? Poi all'uso che si fanno dei farmaci, delle tecnologie e quant'altro per gli esseri umani. Ecco qua, questo studio sperimentale ha dimostrato un aumentato rischio di sviluppare tumori del polmone, del fegato, di linfomi, anche, dice, per esposizioni basse o moderate e comunque ben al di sotto dei limiti di esposizione correnti. Ancora una tra le più importanti società che rappresentano i lavori scientifici al mondo, che è la National Toxicology Program, che negli Stati Uniti, che ha dato grande evidenza per esempio ai tumori cardiaci nei ratti maschi, evidenze per i tumori cerebrali e delle ghiandole endocrine. Risultati molto simili sono stati prodotti dall'Istituto Ramazzini, ricordatevi bene questo nome perché è un'istituzione in Italia e nel mondo, ha dimostrato un'incidenza aumentata di cianomi
cardiaci alla più alta dose di esposizione. Ma vi ho messo questa diapositiva per dare un'idea di quelli che sono gli studi passati effettuati dall'Istituto Ramazzini, perché questo fa capire come in passato ci siano stati degli errori. Allora, per dare un'idea di quello che ha fatto l'Istituto e quanto tempo dopo sono stati però recepiti dagli ARC, cioè dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, voi vedete, mettendoli nella categoria 1, cioè dei cancerogeni certi per l'uomo. Vedete bene qua, prendiamo il benzene, ecco come esempio. Il benzene è stato classificato da Ramazzini cancerogeno certo per l'uomo nel 79, IARC lo riconosce 33 anni dopo, cioè nel 2012. Quindi saremo insomma le cavie senza possibilità di scampo per uno dei più grandi esperimenti della storia? Ma dopo il 2011 sempre vengono fuori tanti lavori che non riguardano soltanto i tumori, ma riguardano anche i rischi non oncologici, le alterazioni riproduttive, le malattie neurologiche, le alterazioni metaboliche. Le potete anche leggere, qualcuna la cito, però quella sulle alterazioni riproduttive diciamo che è molto importante in questo, tra gli effetti non oncologici, perché si hanno proprio alterazioni importanti della funzionalità spermatica, degli ovociti, della follicologenesi, nonché anche alterazioni proprio come interferente endocrino. E allora questo non si contano poi, ecco, le evidenze sul sistema neurologico, sia in termini morfologici ma anche in termini funzionali. No, mi aggancio a quello che ha detto Paola prima, che mi è venuta in mente questa cosa, ma da radiologo dico, ne abbiamo parlato in altri contesti clinici e scientifici, si dice che ormai a furia di usare i nostri dispositivi e a fare i calcoli con questo, nel momento in cui tra qualche anno andranno a farci la risonanza magnetica a funzione del cervello, probabilmente non troveremo più l'area della memoria, perché facciamo tutto con i dispositivi, cioè non facciamo più 2 più 2 è 4, lo facciamo fare al cellulare. Initiative Report, anche questo è un gruppo di studi internazionali che ha fatto uno sforzo, questo ha fatto uno sforzo incredibile, cioè già da qualche anno, di raccogliere tutta la letteratura internazionale che si pubblica su questo argomento, e già nel 2012 praticamente parlava della necessità di adottare un nuovo livello precauzionale per l'esposizione cronica alle radiofrequenze, cioè praticamente 0,04 volt per metro, che è centinaia di volte inferiore ai limiti internazionali che viene indicato dalla ICNIRP, cioè dalla Commissione internazionale che per la protezione delle radiazioni non ionizzanti, e che è un organismo non governativo fatto da un consesso di epidemiologi, di biologi, di esperti in dosimetria, cioè ci sono diversi specialisti, che si trova in Germania, agisce in Germania e che si occupa di ricerca proprio sul tema degli effetti nocivi sul corpo umano dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti. Ma cosa dice la ICNIRP? Cioè praticamente l'ICNIRP valuta solo gli effetti termici, cioè di tutto quello di cui stiamo parlando non se ne occupa minimamente, eppure è un organismo di riferimento mondiale. Allora a settembre 2016, e qua entriamo ancora di più nella storia 5G, viene fuori questo documento della Commissione Europea, 5G for Europe, un piano d'azione, cioè l'obiettivo è di introdurre entro il 2018 la commercializzazione su larga scala del 5G, ed dal 2018 entro il 2020 il 5G almeno nell'Unione Europea. Ora, questo documento prevedeva ovunque in Europa, vedete qua nella nota, l'avvio della sperimentazione con frequenze superiori a 6G in una prima fase, e poi in una successiva fase a distanza di qualche anno l'introduzione delle onde tipiche del 5G, cioè le onde millimetriche superiori ai 30 GHz, mai impiegate prima
con un numero di dispositivi così alto e su scala così ampia in aree urbanizzate. L'Agcom, cioè sempre la solita agenzia di controllo delle comunicazioni, ha previsto quella densità di cui ci diceva Paola, cioè una densità di esposizione di circa 1 milione di dispositivi per chilometro quadrato nella piena fase di operatività del 5G, un incremento di traffico e la necessità di realizzare, come vedete, celle di dimensioni sempre più piccole per fornire idonee prestazioni di connettività, con aumento quindi della densità delle antenne installate. Quindi questo l'abbiamo già detto prima, il 5G si sommerà già alle antenne del 3G e del 4G, poi il 5G sarà sostenuto con l'azione di antenne sempre più piccole, cosiddette small cells, perché appunto il 5G ha difficoltà di penetrazione, viene ostacolato dai palazzi, viene ostacolato dagli alberi, da qualunque barriera fisica si frapponga, per cui è necessario che il sistema sia dotato di antenne di piccolissime dimensioni. Ricordo sul manifesto una conversazione che si è visto partecipi Claudia, Paola e io, in cui abbiamo detto, probabilmente a qualche ben o malpensante, come funzionavano le cose e perché si abbattevano gli alberi, stranamente, no? Nelle città. Ecco. E il Ministero dello Sviluppo Economico cosa ha fatto? Quindi ha individuato queste città italiane che voi vedete qua: Milano, Prato, L'Aquila, Bari e Matera, dove è iniziato il processo di sperimentazione di 5G in questi raggruppamenti metropolitani, circa 4 milioni di italiani esposti ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, come abbiamo visto prima. Ma alcune considerazioni, scusate, ma viene spontaneo farle, cioè noi stiamo parlando, ecco, dell'Aquila, che in questo periodo ricorda più o meno in questo periodo il terremoto, cioè a circa 10 anni in cui vediamo ancora i bambini andare a scuola nei prefabbricati, però l'Aquila ha un sistema, ha una diciamo un'infrastruttura per il 5G perfetta, e la ricostruzione è ancora lontana. Matera, capitale europea della cultura, ha una sola linea ferroviaria, una che da un lato da Potenza, dall'altra sbuca a Bari, però cosa ha? Un'infrastruttura eccellente per il 5G. Ecco, queste sono le scelte. L'asta per il 5G, cioè l'asta, il governo italiano incassa 6 miliardi e mezzo dalla vendita delle frequenze del 5G dagli operatori di telefonia mobile, e queste sono le frequenze assegnate, cioè frequenze quelle che voi vedete qui a destra espresse in giallo, evidenziate in giallo, che sono quelle che vanno dai 2,6 ai 26 GHz, cioè in una prima fase sono quelle chiamate bande pioniere del 5G e che sono utilizzate, come dice l'Agcom, come prima di intervenire poi su quelle ancora più tipiche, cioè le onde diciamo millimetriche, che vanno dai 24 agli 86 GHz. 86 GHz. Questo è l'incremento esponenziale della copertura del 5G, cioè 2,6 miliardi di sottostazioni a 5G entro il 2025, e molto recentemente, con la fine del 2018, questo comitato scientifico della Commissione Europea per rischi ambientali e sanitari emergenti cosa fa? Istituisce i 14 rischi emergenti e inserisce il 5G tra i 14 rischi emergenti, cioè, quindi dicendo che gli studi in realtà non sono ancora, vedete nelle note evidenziate in giallo, ancora pochi, cioè studi sono ancora pochi, si hanno forti dubbi sulla sicurezza ambientale e anche sulla sicurezza sanitaria, cioè non ci sono evidenze chiare in grado di escludere completamente quindi le conseguenze biologiche. Ma quando ISDECO, nella figura sempre di Agostino Di Ciaula, ha cominciato a studiare la letteratura relativa alle nuove frequenze, ha scoperto che non erano affatto nuove, cioè
Perché la maggior parte di queste gamme d'onda sono incominciate ai tempi della guerra fredda. Questo è uno studio di autori russi che è stato pubblicato nel 1955, dove si diceva che le onde centimetriche, vedete, facevano male e quindi erano causa di gravi danni all'occhio. Quindi un documento della CIA del 72 pubblicato qualche anno fa, dove si raccolsero tutti gli studi che i russi avevano fatto su questo argomento, e che hanno scoperto gli effetti delle microonde di tipo biologico su un'ampia gamma di frequenze d'onda. Hanno visto cioè gli effetti biologici sul tessuto nervoso, su vari sistemi funzionali, su danno diciamo sul sistema cardiovascolare e anche diciamo su altri sistemi. No, quindi nel 60 sempre questo autore russo dice che vi sono alterazioni funzionali e anche morfologiche funzionali sulle fibre nervose cutanee, ecco, esposte alle onde centimetriche. Insomma, nel 70 si parla poi anche di rischio per il testicolo, per il polmone, la vescica e il tratto digestivo. Scusate, forse ho saltato una diapositiva. Sì. No, scusate. Andando avanti. No, ho perso la diapositiva, scusate un attimo. No, questa cosa qui ecco, questo forse sì, questo è dell'autore russo, quindi dell'autore russo nel 70 abbiamo detto si parla di rischio per i testicoli, il polmone, la vescica e il tratto digestivo. Poi nel 1980 ecco, questo autore americano fa una revisione della letteratura e tira fuori tutta una serie di studi sull'apparato riproduttivo, su quello neurologico, anche su funzioni ormonali, tanto che nell'Unione Sovietica fino agli anni 70 il limite di esposizione era di 1000 volte inferiori a quelli che si utilizzavano negli Stati Uniti. Cioè, quindi i russi questa cosa l'avevano capita prima. E allora perché dico queste cose? Perché queste cose in realtà erano state molto studiate, no? Sia da parte sovietica che anche da parte statunitense, perché si riteneva che le onde centimetriche e le onde millimetriche potessero essere usate come armi, potessero usate per influenzare il comportamento umano, insomma, anche per quello che stiamo vedendo prima. Però, allora, sempre per curiosità, ma diciamo che è una cosa che ha un suo interesse, l'ambasciata statunitense a Mosca fu irradiata da microonde dal 53 al 79. Allora si parlò ecco, di questa vicenda, ma tantissimi anni dopo, perché fu tenuta segreta, fino a quando si decise di informare gli impiegati dell'ambasciata che dicendo guardate, siete stati irradiati per tot numero di anni, e dopo che comunque questa sperimentazione era stata in qualche modo negata. Comunque poi l'ambasciata USA venne schermata, diciamo, l'esposizione finì, e quindi da parte russa e statunitense questa vicenda portò a produrre ecco, dei lavori epidemiologici, anche se poi erano studi molto approssimativi, perché più che altro venivano utilizzate nelle spy stories, no? Cioè, quindi di 007 e quant'altro, e non avevano poi risultati attendibili più di tanto. Ecco, perché ho accennato a queste cose? Perché questi studi, certo, alcuni approssimativi dal punto di vista metodologico, perché basati più su considerazioni, vedete qui, anatomocliniche, cliniche e non biologico-molecolari, però erano concordanti su due aspetti. Uno è la presenza di effetti biologici indipendenti dall'effetto termico, che appunto ho messo come l'unico valutato dalla ICNIRP, e gli effetti sistemici. Altri studi ancora più nuovi, ecco questi sui ratti, che esposti soltanto per 45 giorni hanno alterazione della fertilità, ancora i topi esposti in utero a 9 GHz durante la gravidanza con comportamenti tipo ansioso, una riduzione di apprendimento e memoria nei maschi.
Questo studio recentissimo del 2019 fa vedere in questa rivista internazionale come i ratti esposti a frequenze crescenti hanno mostrato alterazioni dell'espressione genica, soprattutto per quanto riguarda le funzioni cognitive e nei meccanismi della memoria. Perché lo citiamo? Perché lo vedete qua espresso in rosso quel numero 2450 MHz, che in pratica è una delle frequenze messe all'asta recentemente dal governo italiano. Allora il 5G, che si riteneva appunto innocuo a differenza delle altre frequenze, perché ha effetti molto superficiali, quindi, cioè le onde centimetriche, millimetriche, quindi non riescono a penetrare oltre il tessuto sottocutaneo. Però qual è il problema? Il problema è che intanto vi sono le risultanze degli effetti locali, quindi alterazioni a livello cutaneo e sottocutaneo, ma nella cute e nel sottocute, che è un sistema complesso, vi sono vasi, nervi, vi sono sostanze, diramazioni nervose e diramazioni vascolari che se vengono alterate nel loro funzionamento vengono alterate anche le strutture che le contengono, e quindi in particolare nelle cellule del sangue vengono prodotte sostanze che sono in grado di mediare, come abbiamo detto prima, infiammazione, altri meccanismi immunologici, meccanismi di trasmissione a distanza, cioè per cui parlare di effetto locale significa parlare di effetto a livello generale, a livello sistemico. E quindi, se vediamo, per andare verso la fine, quali sono le pubblicazioni dell'ultimo decennio, è impossibile mettere dentro le pubblicazioni, però qua la sintesi la vedete da soli: l'alterazione dell'espressione genica, l'incremento della temperatura cutanea, la stimolazione della proliferazione cellulare, delle funzionalità di membrana, le alterazioni neuromuscolari. Altri studi fanno vedere come vi sono, in varie cellule umane alterazioni dell'espressione di diversi geni, e soprattutto quelli che codificano per l'omeostasi del reticolo endoplasmico su funzioni particolari intracellulari, come quelle coinvolte nella produzione di proteine, e così anche in altre sperimentazioni animali si è visto appunto che ci sono sempre alterazioni dell'espressione genica, soprattutto per proteine coinvolte in processi infiammatori, in stress ossidativo e sul metabolismo energetico. E così altre di questi studi, gli studi sulle nuove frequenze, insomma, ci stanno facendo vedere come sia a livello animale che sugli esseri umani vi sono effetti importanti, e questo per livelli di intensità che sono molto inferiori ai limiti di legge, cioè alterazioni che riguardano la membrana neuronale e le proprietà di membrana. Come vedete, questo lavoro già pubblicato qualche anno fa, ma l'effetto, qua dice l'autore, non è spiegabile con il solo aumento di temperatura, ma è legato proprio all'assorbimento delle radiofrequenze per interazioni dirette con la membrana plasmatica neuronale. Ancora uno studio recentissimo del 2018, questo autore dice che l'esposizione ai fibroblasti umani a 25 GHz per 20 minuti determina effetti sui cromosomi ben noti come predisponenti il cancro, e dico questo perché questo è un esempio emblematico, sui rischi del 5G, che viene fornito da uno dei più importanti autori a livello mondiale, che si occupa di malattie ambientali, in particolar modo di elettrosensibilità. Si chiama Martin Pawley, un professore della Washington State University, che è molto profondamente a conoscenza di questi rischi, e che dice che se il 5G dovesse essere realizzato come è stato concepito dalle lobby e dalle compagnie telefoniche, nel giro di 5-7 anni dal lancio ci sarebbe l'estinzione dell'umanità. Questa non è una buttata, come dice il giornalista Marcucci, ma è una cosa vera, perché riporto le sue parole, cioè in pratica se noi fossimo irradiati in ogni angolo della Terra, no, da tutte queste frequenze mai testate in precedenza sulla salute umana, cosa dice? Dice che alla fine, prendendo anche i concetti di questo autore, che la latenza, cioè dei sintomi di infertilità, cioè quelle prodotte dal danno irreversibile sul DNA,
fa sì che il pericolo sia serio, perché la prossima generazione rischia di scoprire che non è in grado di avere figli. Quindi un problema per cui non c'è una reversibilità, un processo di guarigione, e quindi condannerebbe questo fatto qui alla estinzione. Poi sul discorso che è stato fatto, ecco, sulla previsione in anni, l'affermazione comunque di un autore che è veramente un professore emerito di biochimica e scienze mediche, basta vedere PubMed per vedere che cosa produce. Le conclusioni numero 1. Quindi abbiamo visto le evidenze sugli effetti biologici si stanno accumulando, nonostante la presenza di aspetti ancora da chiarire, dimostra un'interazione tra le onde elettromagnetiche e i sistemi biologici a vari livelli e la possibilità di produrre effetti oncologici ma anche non oncologici, come abbiamo visto soprattutto sul sistema riproduttivo, metabolico e neurologico. Chiunque di voi che ha il telefonino in tasca incomincia a toglierlo. Quindi sono effetti biologici documentati anche per esposizioni molto inferiori ai limiti vigenti, per cui non sono in grado di tutelare la salute pubblica. La preoccupazione va verso i bambini, soprattutto verso i bambini più vulnerabili, soprattutto perché possono determinare per l'ampia diffusione quelle alterazioni a livello cellulare e molecolare che abbiamo detto prima. Quindi nonostante siano necessari ulteriori studi, sottostimare questi risultati non appare eticamente accettabile, perché significa accettare che un pericolo potenziale possa essere verificato solo a posteriori e dopo che gli effetti dei campi elettromagnetici avranno avuto tempo e modo di generare danni. I risultati sono già sufficienti per invocare il principio di precauzione, anche considerato l'elevato numero di soggetti esposti e vulnerabili e le possibili interazioni con sorgenti inquinanti di altro tipo. Ci avvaliamo del rispetto, come dicevamo prima, del principio di precauzione, invocando anche quelli che sono i principi sulla tutela della salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma abbiamo visto che comunque il coinvolgimento degli organi, degli enti deputati alla tutela della salute pubblica, dal Ministero della Salute all'ISPRA e l'ARPA, praticamente è totalmente assente in questo contesto, come in tanti altri contesti in cui la tutela della salute pubblica deve essere posta in primo piano. Chiediamo come ISDE quindi una revisione più cautelativa delle norme vigenti e l'adozione di tutte le misure utili a proteggere, quindi a ridurre l'esposizione. Una notizia, ecco, che può riaccendere la speranza è quella che viene dal Ministro per l'Ambiente del Belgio, che ha bloccato la sperimentazione 5G dicendo che i cittadini di Bruxelles non sono cavie la cui salute possa essere venduta per profitto. E questo ci si può auspicare, ecco, che qualcuno in Italia che ha preso le decisioni piuttosto frettolose si cosparga il capo di cenere, cosa cui non credo minimamente, ma per bloccare con l'evoluzione di tutto questo, perché non abbiamo assolutamente la benché minima garanzia che sia rispettata la salute di ciascuno e pubblica. C'è una marea, ecco, di studiosi, di esperti che si faccendano per cercare di portare il problema a vari livelli di sensibilizzazione, di conoscenza. Questa è una di quelle, la Cell Phone Task Force, una task force di esperti mondiali che dice che in pratica se noi avremmo cioè se i piani eco per il 5G saranno realizzati, andranno in porto, nessuna persona, nessun animale, nessuna pianta sarà in grado di evitare esposizione 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per livelli di radiofrequenza di questa portata, decine di migliaia di volte più alti di quelli attuali, e senza nessuna possibilità, dice questa task force, di rifugiarsi in nessuna parte del pianeta. E chiudo, vi ho trattenuto circa 40 minuti, non so, spero che non siano stati tanti, ma mi sembrava giusto portarvi tutta questa documentazione, però ISDE
si accoda a quella di pareri autorevoli, di pareri di studiosi, di scienziati, convinti che il tempo a disposizione è veramente molto poco per bloccare tutto questo e quindi come vedete poi sono notizie che vengono taciute dai media. Qui non abbiamo un giornalista oggi, a parte il rappresentante del giornale del Manifesto Sardo, ma questo la dice lunga e questo è un campione di quello che avviene in realtà su scala nazionale. Però l'appello di ISDE è solo l'ultimo di una serie che considerano questo passo uno dei più pericolosi nella storia dell'umanità. E dice Agostino Di Ciaura: a chi mi accuserà di allarmismo chiedo cosa sia peggio, essere allarmisti perché si propone prudenza sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, o essere incoscienti e sottostimarle e addirittura ignorarle completamente in attesa di possibili danni misurabili solo a posteriori. Le lezioni del passato sono importanti e non imparare dagli errori commessi è un lusso che non possiamo più permetterci.